Sì, un po' la rabbia che viene fuori è proprio questa, è che abbiamo creato tante occasioni, abbiamo avuto pure delle occasioni nitide di andare a rete, non le abbiamo sapute sfruttare noi e quindi poi l'amaro in bocca ti rimane perché penso l'unica occasione che hanno avuto loro è capitata la palla a un giocatore di esperienza che da lì non sbaglia sicuramente. Una bella partita combattuta, devo dire che forse se la mettiamo su una bilancia a livello del gioco espresso la meritavamo noi, però poi vince chi fa più gol, come non mi stanco mai di ripetere. E purtroppo noi abbiamo questo handicap che non andiamo a gol facilmente. E amareggiati, nervosi, ma l'unica cosa che può essere di positivo è che prendendo una sconfitta di questo tipo un attimino ci deve far riflettere alcuni dei nostri giocatori che a volte si intestano la partita da soli e vogliono risolvere le questioni non giocando di squadra. Vedremo se almeno avendo perso la partita ci serve per fare questo tipo di riflessioni e ripartire già subito dalla prossima partita.